La mia azienda è da quasi 50 anni, anzi da 50 anni, perché nel 1968 il papà l'aveva acquistata, dopodiché io quando sono entrato in azienda circa negli anni 80 abbiamo rimodernato, fatto la cantina, messo a posto i vigneti. Abbiamo un punto vendita dove facciamo visite, degustazioni, facciamo delle passeggiate nei vigneti per far capire come si fa il buon vino, come si lavorano i terreni, rispettando soprattutto l'ambiente. Questo ecco, è una cosa che mi preme dirlo, noi cerchiamo di rispettare l'ambiente, il territorio dove viviamo, perché serve per noi ma anche per i nostri figli, per le nostre future generazioni. Abbiamo un impianto biogas, il fotovoltaico, i seminativi, quindi è un'azienda abbastanza strutturata e qui ecco bisogna cercare di far sì che la gente capisca che l'agricoltore non vuole inquinare ma vuole rispettare l'ambiente, perché noi ci viviamo qua nell'ambiente, io mi faccio il giro dei miei vigneti e quindi preme soprattutto a me essere in un ambiente sano, rispettoso, ma anche per tutti quelli che mi vengono a trovare. Io con il circolo lavoro ormai dagli fine anni 80, quindi ormai siamo un bel po' che collaboriamo assieme, perché non è solo lavorare ma collaborare. Infatti il circolo mi dà una mano non solamente nel propormi i vari prodotti, ma ci sono anche consulenze, con i tecnici troviamo, i miei tecnici con i tecnici del circolo, per cercare di ottimizzare il lavoro in campagna, ma anche in cantina, ma soprattutto in campagna. E quindi ecco, direi che la filosofia del circolo è proprio questo, dare una mano e essere partecipi della strategia e dell'innovazione in agricoltura, perché proprio accompagna l'agricoltore per far sì che sia soddisfatto del lavoro finale quando portiamo l'uva in cantina per avere un prodotto di ottima qualità.